Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Il presidente della regione Renato Schifani, in occasione di un convegno sull'emergenza sanità a Palazzo dei Normanni, ha parlato dei prossimi manager delle aziende sanitarie siciliane, dichiarando che le nomine saranno ufficializzate entro il 31 gennaio. Il GUP Andrea Innocenti ha disposto il rinvio a giudizio dell'attuale amministratore unico di AMAP e degli ex vertici della società che gestisce il servizio idrico a Palermo e provincia. Questa decisione segue un'indagine sulla gestione irregolare dei depuratori e lo sversamento in mare dei fanghi. Torna l'IT Alert in Sicilia, un messaggio di avviso pubblico raggiungerà tutti i cellulari ricadenti nei territori interessati dalla simulazione il prossimo 26 gennaio alle ore 12, che coinvolgono in particolare le province di Catania ed Enna. Un uomo di 73 anni è tragicamente deceduto in un incendio che ha devastato la sua abitazione in via Sant'Onofrio nel centro storico di Enna. Il rogo pare possa essere imputabile allo scoppio di una bombola di ossigeno. E chiudiamo con il meteo. Pressioni medio-alte garantiranno nella giornata di domani un tempo stabile, prevalentemente soleggiato in gran parte della regione, in serata qualche possibile variazione. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.